70.000 domande di risarcimento. I danni della grandine in Veneto ammontano a 1.300.000 euro, una cifra che giustifica la richiesta di emergenza nazionale con conseguente rimborso da parte del governo. Un dossier molto nutrito di informazioni, di dati, e riguarda ovviamente tutto il Veneto. Stiamo parlando di calamità dal 13 di luglio fino al 6 di agosto, ma parliamo anche di una cifra importante che riguarda oltre 70.000 famiglie e imprese, e si parla di 1.129 milioni di euro che arriverà tranquillamente a 1,3 miliardi. C'è un'altra emergenza in Veneto, quella del granchio blu, un crostaceo infestante. La femmina può deporre sino a 8 milioni di uova. Granchio blu, annuncio che oltre ad aver chiesto lo stato di calamità nazionale il 24 luglio, l'8 di agosto, qualche giorno fa, ho chiesto anche lo stato di emergenza nazionale. Lo stato di emergenza è una roba seria che dice riconosciamo che questa situazione è veramente drammatica. Stiamo parlando fra l'altro di un territorio che vede impiegati 1.400 addetti, una decina di cooperative, ma stiamo parlando anche del fatto che oltre a mettere a repentaglio un sistema produttivo, questa invasione del granchio blu mette a repentaglio anche un sistema identitario che rischia di non esserci più. Oltre alla cattura ci possono essere altri sistemi allo studio? Guardi, gli esperti li stanno studiando. Certo è che sembra che con la modificazione della temperatura e della salinità questa invasione ovviamente sia stata agevolata. Cosa significa granchio blu? Significa un soggetto che vive 3-4 anni, raggiunge la maturità sessuale a 12-18 mesi e le femmine depongono dai 2 milioni agli 8 milioni di uova. Capite il disastro che si crea. E c'è preoccupazione anche per l'ospitalità dei migranti e il rischio che possano ritornare le tendopoli. Io spero di no, però vedo numeri inquietanti. In questo momento il Veneto sta già ospitando 9.000 migranti. Si considera che la proiezione nazionale ci dice che dovrebbero arrivare almeno il doppio degli migranti dell'anno scorso. L'anno scorso si è chiuso l'anno 2022 con 105.000 migranti, vorrebbe dire che quest'anno ne avremo almeno 200.000, insostenibile. La pesciara di Bolca, patrimonio UNESCO? Beh, questa è una bella notizia perché rischia di essere il nostro 10° sito UNESCO. Stiamo parlando di una località, di un sito unico nel suo genere, a più di 200 specie di pesci, contro i siti internazionali che hanno una ventina di specie di pesci. La pesciara di Bolca, Lessigna, significa anche un sistema di valorizzazione della pesciara, di tutto quello che è la ricerca e ovviamente tutto il lavoro fatto, ma anche della Lessigna.